oggi ho voglia di condividere con te sempre le pilloline che ci ha trovato la Lari su come si fa ad imparare ad amare. Un giovane andò dal saggio e gli disse: come si fa ad imparare ad amare? Beh, rispose il saggio, potresti iniziare a mettere in pratica questi consigli. Dai sempre un'immagine reale di te stesso. Sto cercando di tradurtelo in positivo perché nel video sono scritto in negativo. Di sì quando è sì e no quando è no. Mantieni la parola data, anche e soprattutto se costa. Guarda gli altri ad occhi aperti, cercando di riconoscerne sia i pregi che i punti d'ombra. Accogli delle persone oltre ai pregi anche ciò che non funziona e viceversa. Esercitati a perdonare. Dai agli altri il meglio di te, senza nascondere a loro i tuoi coni d'ombra. Riprendi il rapporto con le persone anche se ci sono state delle delusioni e dei tradimenti, quindi riprendilo quel rapporto, riprendilo, ridagli vita perché probabilmente può essere ancora più grande. Impara a chiedere scusa quando ti accorgi di aver sbagliato. Condividi con gli amici vincendo la paura di perdere. Evita amicizie chiuse e possessive. Dai alle persone anche quando loro non possono darti nulla. Il ragazzo con uno sguardo perplesso disse al saggio: ok, sono consigli belli, comunque sono troppo difficili da vivere. Perché? Chi ti ha detto che amare sia semplice? Rispose il saggio. Non esiste l'amore facile, non esiste l'amore a buon mercato. Tutti elemosinano l'amore, pochi sono disposti a pagare un prezzo che è l'impegno, la costanza, le attenzioni. Quando potrò dire a me stessa di aver imparato ad amare? Chiese il discepolo. Mai, perché la misura dell'amore è amare senza misura, rispose il saggio. E quindi impariamo ad amare, ad avere attenzioni, a essere presenti e ad andare oltre la misura dell'amore, perché non c'è misura, è infinito. Ciao, ciao, buon amore. You can be the best, you can be the champion.